tornato a su solito hacker, insomma, e come può organizzarmi, infatti ho Galo cercare di tornare a boccare a capo sul filo, scavo, mi ho dimenticato di pubblicare una cosa, ma semmai la pubblichiamo dopo, purtroppo si tratta di un toccamento d'ole, insomma, ma non so, Galo, non abbiamo autorizzato a lo pubblicare. Bene, andiamo ad innanzi, dimos come si presenta togliere a die, si presenta De Goi, ecco che su quello che non vede che sono cominciato a cucuzzare, in effetti sai da come sono un po' illuminata pure, cosa già non vede la sono cominciato a cucuzzare, ma non metta che mi pare che lo Saravallo ne rete chi a pro e spuro dopo pusa tardo, ecco qua, io devo ritenere su Saravallo e no, questa è sua casa, scusatemi un po', ecco, oggi è lunedì, 3 gradi di temperatura massima, 7 gradi di temperatura minima, nada che verso l'Aldec che deve speculare adesso tutto, ma non mi pare che sono già Aldec, insomma, va qualche cosa che non torrata. Dia deve esplodere fino a sala al 2, poi dopo a portare di o Casusole, insomma, è spalazzata. Crasa, martesi, invece abbiamo cocolato, meso cocolato tutto la die e che in sole duprino verso mezzodì, insomma, quindi uno pacchetto mezzo di olio a 14 gradi temperatura minima, massima e 15 gradi temperatura minima. Bene, abbiamo un toccamento di dolo che se non puoi dare, appunto che non vesti stato l'edizione dei Tenovas, ma in Olbia 86 anni, che è morto Antonio Maria Calvisi, Carzina, con Noto Maia, frate del Subiato de Paolino, de Bacchiri, Giovanni e Giorgio, del Subiato de Paolino, poi de Bacchiri, Giovanni e Giorgio. Da Estovano, è travagliato in Olbia, rappresentante del Sanecchi e professionista del Gabbale in materia di macchina da sartoria. Ove, coivato che Maria Furcasa, ha pesato tre il fizzoso, Giacomo, Anna e Paolo. L'interro este lunedì oie a Sasunnichi in Sacreglia de Sasacca famiglia in Olbia. Condolenze e pazienza a sa famiglia tutta da parte di Vizi TV. Questa è una persona che ha poco noto, ma è insomma, preparata, i suoi mestieri suo, insomma, viene già metà con noti questa zona proprio la giraiata, che è appunto il rappresentante professionista del Sanecchi. Bene, andiamo avanti, schinate il toccamento, questo è il mercoledì, del 8 di marzo a 7, in Salone di Probania, consigli contro le truffe agli anziani e non. Lo organizza l'associazione Achimus in collaborazione con l'Arma dei Carabinieri. Tutti sono invitati a partecipare. Poi altre cose che vamos inveniente sono cose adesso torneo del calcio giovanile, Polisportiva Bittese, sesta edizione, sport, musica e tanto divertimento. 31 maggio 2026, verso il primo torneo, categoria pulcini e primi calci, duo de Lampatas, lo secondo torneo, esordienti e piccoli amici. Può iscrivere qualche cosa può iscrivere, telefonare a Fabrizio o a Quirico. A Fabrizio può sul primo torneo e poi a Quirico può sul secondo torneo. In effetti mi hanno comunicato che il comitato si è annossata di aver fatto un'iniziativa poi domenica, che però mi deve arrivare sul toccamento che mi devono mandare il messaggio e non mi regalo arrivato. Arriviamo a si sport non studia a corso, insomma, ecco qua, in che abbiamo la partita dalla base, Kuwait, un drone di Teheran distrugge un velivolo, paura ma nessun ferito. A Pisa il Cagliari affonda, una pesante sconfitta 3-1 contro l'ultima in classifica, corre da non credere.
Conte, se vincerà il no, colpo durissimo per Meloni. Due mezzi in fiamme all'Ecocentro, questo è in Olbia, poi via Roma, rivoluzione del traffico, questo è in Castello, Carbonia, basta con i ghetti nelle case popolari, cioè quindi tocca di intervenire in questo senso ed è vero che si creano sorghetto. Libano, brigata in allerta, spari contro i caschi blu. In Kuwait un drone iraniano colpisce una base iraniana. Guasto sulla Moby Wonder, 18 ore per arrivare a Genova. Un brutto Cagliari ancora in affanno, perde anche a Pisa, poteschi, una cosa non credere. E questa è sta classifica, Cagliari 30 punti, invece a Genova che pariata in Chitti quasi in retrocessione e ha vinto contro la Cremonese e meno male di rimanere scanisce la Cremonese non ha arziata di punto, non si inchita corziata su Cagliari, inchita corziata e come la partita inveniente, sarà essere allora Cagliari-Napoli, potete scrivere che stesi con terza in classifica, oiaia, vabbè, speriamo che da tu King te puoi schissare forte, chi non chissà scarsa insomma. Ecco, arriviamo invece a partita che non toccano dai a corso, ottava giornata, l'Ullese Supramonte 1-0, ha vinto, poi allora Vitesse Fanum 2-3, cioè ha vinto la Vitesse, come siamo in classifica, l'Ullese 37 punti, ed este 1, 2, 3, batto schimbe sesta, e già Vitesse 31 punti, este settima, comunque in una buona posizione, in mezzo classifica, perché in mezzo classifica, insomma, auguri e forza Vitesse, come diciamo a cronaca, allora noi abbiamo a cronaca del Salulese, leghiamo come accusa, ennesima impresa della Lulese, batte 1-0 il Supramonte che anche questa settimana non trova la vittoria tanto attesa. Si è trattata di una partita molto accesa, questo è un aggettivo di partita accesa a livello agonistico che ha visto le due squadre darsi battaglia senza però esporsi troppo e concedere spazi. L'unico gol del match arriva al minuto 38esimo, lo segna Marras che decide la partita al termine dei 90 minuti. Con questa vittoria la Lulese conquista la sua sesta vittoria consecutiva, detiene il titolo di migliore squadra per gol fatti e si avvicina alla parte alta della classifica, portandosi a due proprio dal Supramonte. Ancora terza, quest'ultima alla seconda sconfitta consecutiva non può fare altro che rialzarsi in fretta per non dire addio alla corsa al titolo, nonostante ormai manchino 6 giornate alla fine del campionato. Vitesse Fanum, Vitesse vince ad 6, per i baroniesi non bastano le reti di Loddo e Corda. Zegnana manca al 13esimo, Lai 25esimo, Loddo 78esimo, Calvisi 78esimo, Calvisi 80esimo, Corda. Perfetto. Andiamo da innanzi, scontento di questa cosa, faiamo la grande sfida di Jacopiu, nuovo polo scientifico. L'Agenzia Foresta si intitola l'aula didattica Maria Giacobbe, location ideale per laboratori e centro studi universitari. Sì, in effetti è proprio vero, location ideale. Nuoro, un'aula didattica multifunzionale intitolata alla scrittrice Maria Giacobbe, un laboratorio per attività di studio, ricerca e piccoli seminari, un laboratorio per la smielatura, l'analisi del miele e altri esami chimici e fisici. Jacopiu è già nel futuro. Il presente dell'Agenzia Foresta è la nuova frontiera di un polo scientifico innovativo destinato a crescere e a lasciare il segno. Bene, una bella iniziativa veramente. Andiamo da innanzi, il tenore alla Fiera del Turismo Sostenibile.
siamo italiani sul tenore di Rosei, esibizione a Milano negli eventi promossi dalla regione. In Rosei pure, perché il tenore Bennata, no, non solo, ma Bennata tanto, il tenore di Rosei ha portato i suoi ancestrali, i suoni ancestrali dell'isola a Milano durante la fiera nazionale. Fa la cosa giusta, dedicata al turismo responsabile e agli stili di vita sostenibili. Il gruppo si è esibito in occasione della presentazione di Noi camminiamo in Sardegna, l'incontro dedicato alla promozione del turismo lento e dei percorsi a piedi nell'isola. Si è concluso con le suggestive armonie del canto tradizionale. La performance del settore è stata tra i momenti più apprezzati della giornata. Bene, 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 ne siamo scontenti, è una bella iniziativa, complimenti. Camminiamo in Sardegna, 16 itinerari per i turisti. Allora, noi camminiamo in Sardegna, Falk in Sardinia. L'edizione 2026, la quinta, è stata ufficialmente presentata nell'ambito della Fiera di Milano. L'evento, promosso dalla Regione, si svolgerà quest'anno con un format innovativo e un calendario diffuso che accompagnerà i viaggiatori per buona parte dell'anno. Intanto il calendario degli appuntamenti è spalmato su 26 settimane, da aprile all'autunno, con pause solo a luglio e ad agosto. I cammini sono organizzati dal venerdì alla domenica lungo 16 itinerari, di cui 8 rappresentano destinazioni di pellegrinaggio riconosciute dalla Regione. Previsto anche un itinerario speciale da percorrere in bicicletta. L'obiettivo è di costruire una lunga stagione di esperienze a passo lento, promuovere sempre più il turismo tutto l'anno e accompagnare i visitatori fino all'appuntamento conclusivo della settimana dei cammini dal 30 settembre al 3 ottobre 2026. Spiega questo Paolo Cucuridi, l'assessore. Nuovi vignetti, questo potete interessare pure il Vizichesero, richieste al via, a disposizione 275 ettari. Domande al via per ottenere l'autorizzazione a realizzare nuovi impianti viticoli. La presentazione telematica della richiesta va fatta sul SIAN, il Sistema Informativo Agricolo Nazionale, entro il 17 aprile prossimo. Nell'isola la dotazione disponibile per l'annualità 2026 è pari a 275,63 ettari, secondo una ripartizione fatta su scala nazionale. Una volta dentro il sistema bisogna seguire pedissequamente una serie di indicazioni. Intanto chi presenta la domanda deve scegliere il profilo di accesso e le opzioni sono 3: utente qualificato tramite CAA, ovvero i centri di assistenza agricola, oppure come libero professionista. In quest'ultimo caso bisogna avere formalizzato l'acquisizione del mandato, il che significa l'accreditamento al SIAN da inoltrare attraverso un apposito modulo. Per tutti è perentorio l'obbligo dell'aggiornamento e della validazione del fascicolo aziendale. Possono presentare la richiesta di concessione per un nuovo vignetto tutti coloro che hanno in conduzione una superficie agricola almeno pari o superiore a quella per la quale chiedono l'autorizzazione. È scritto in una nota della Regione, una volta assegnate le aree, dovranno essere utilizzate nei successivi 3 anni. Quindi la domanda che si ha deve essere non superiore a 6 inza che uno va già. Sanità, Todde terrà il doppio incarico, chissà prepotenza di Dazzà. Rimpasto dopo il referendum, la Presidente più forte nelle trattative in caso di vittoria del no. Bah. L'opposizione riferisca in Consiglio l'ipotesi della promozione del capo di gabinetto, ma costringete a votare sì, hanno questa. Di rimpasto la maggioranza
discuterà seriamente dopo il referendum. Una cosa però sembra certa: Alessandra Todde non ha alcuna intenzione di rinunciare all'interim e alla sanità, anche perché fino a prova contraria è stato finora il modo migliore per controllare un assessorato di competenza dell'M5 Stelle che sotto Armando Bertolazzi la Presidente ha avuto difficoltà a monitorare. Il doppio incarico della Presidente attira critiche all'opposizione, ma anche nella stessa maggioranza. È all'ordine della richiesta del centrodestra di convocazione straordinaria del Consiglio sulla sanità e sarà inevitabilmente oggetto della campagna di ascolto nei territori sui bisogni di salute dei cittadini, che sarà rilanciata dal PD a partire dalla primavera. La variabile, eppure Todde non molla, potrebbe, secondo indiscrezioni, conferire la delega a qualcuno di estrema fiducia, come l'attuale capo di gabinetto Stefano Ferreri. Un nome che però non convince in maggioranza per l'interim. Per l'interim durerà ancora a lungo. Si tratta di tenere duro. In qualche modo la vittoria del sì o del no nel referendum confermativo sulla giustizia avrà effetti sulla verifica. Se prevarrà il no, Todde uscirà rafforzata, forte di un rapporto privilegiato con la segretaria nazionale del PD, che sta puntando molto sul voto del 22 e del 23 marzo. Rapporti con Roma. Infatti, se la riforma della giustizia non dovesse passare, non sono da escludere elezioni politiche anticipate, magari alla fine del 2026. In questo caso i partiti del campo largo a livello nazionale cercheranno in ogni modo di evitare frizioni interne che possano indebolire la coalizione in vista del voto. Cioè PD e 5 Stelle romani non vedrebbero di buon occhio uno strappo nel campo largo sardo che guida la regione. In questo modo Todde avrebbe la forza di mettere a tacere una volta per tutte le pretese dei Dem sardi, che, va ricordato, all'ultima direzione hanno chiesto una verifica da attuare dopo il referendum. Se vincesse il sì, le dinamiche locali resterebbero slegate da quelle romane e in questo caso Todde dovrebbe diventare molto più accondiscendente rispetto alle richieste dei democratici sardi. In ogni caso non è azzardato sostenere che, in caso di successo al referendum, la Presidente potrebbe anche decidere di non lasciare mai l'interim alla sanità. Pensate un Paco, non contamos un tubo, contano chi ordinano dal continente. Delibera, manca M5 Stelle, salvaguardiamo il livello occupazionale. Lavoras, 39 milioni per il 2026. La Giunta ha deciso di rifinanziare il programma Lavoras, 39 milioni di euro per la misura cantieri di nuova attivazione, stanziati dall'assessorato guidato da Desiree Manca, per la prosecuzione di un intervento di politica attiva del lavoro, determinante per incrementare e salvaguardare i livelli occupazionali. Vabbè. Cagliari, il disastro di Pisa, un Cagliari a pezzi, crolla con l'ultima in classifica. No, manco cosa da ragionare. Pasqua, festeggiare costa di più, rincari per aerei, uova e colombe. L'allarme delle associazioni dei consumatori, i voli superano i 400 euro. Assunzioni al lavoro, si cambia rotta, meglio le competenze della qualifica, ecco qua. Addio carriera lineare in azienda, i datori puntano su esperienza e flessibilità. Roma, l'86% dei datori di lavoro italiani valuta le competenze e l'esperienza più delle qualifiche formali in fase di assunzione e il 74% ritiene obsoleti i tradizionali percorsi di carriera lineare in cui la crescita avviene in una sola azienda attraverso promozioni regolari. E i lavoratori italiani sono sempre più d'accordo. Sebbene i percorsi lineari restino preferiti dalla maggioranza, il 39% cresce
eh, dalla maggioranza, il 39%, cresce la quota di coloro che vorrebbero carriere a portafoglio, quelle in cui si cambia di frequente posizione, settore o progetto, puntando a crescere grande grazie all'acquisizione di competenze ed esperienze diverse, e cioè valorizzare chi ha gana di lavorare e di rimesturare. Eni, interrogazione del deputato del PD al ministro Picchetto Frattini. Eni, l'AI sul nuovo iter degli appalti, più attenzione per le imprese sarde, non diate essere male, insomma, ecco, questa è una buona cosa. Diventano un caso politico le procedure adottate da Eni nella gestione dei lavori per le imprese appaltatrici dell'area ex Matrica, ora chiamata Novamont. Il deputato Dem Silvio Lai ha infatti presentato una interrogazione al ministro della sicurezza energetica e dell'ambiente, nella quale si esprime preoccupazione per il metodo usato da Eni nella scelta delle imprese d'appalto a Porto Torres. Il progetto della chimica verde di Porto Torres nacque nel 2011 con un accordo sottoscritto alla Presidenza del Consiglio tra Governo regionale Sardegna, enti locali, sindacati ed Eni. Era un patto con il territorio, riconversione industriale, tutela dell'occupazione e sviluppo della linea della filiera locale. Ma queste premesse sono state poi tradite col tempo e adesso l'Eni, riporta l'AI nell'interrogazione, fa l'esatto opposto di quanto concordato e voluto dal governo, cioè praticamente l'appalto lo vengono impresa da chi viene da ora, non batte la tutela della impresa sarda. Investitori senza scrupoli comprano immobili in blocco per metterli sul mercato. Siamo già danni di questi speculatori all'arte che comprano saldomos che sono all'asta, insomma. E questo lo comprano a fiotto e poi chiaramente la storia bene guadagnano, mica la comprano per nulla. È un discorso per cuori poco sensibili e molto cinici. Prima c'era più pudore all'idea di partecipare alle aste giudiziarie. Adesso invece la moneta, detta legge, una moneta a due facce, una casa messa all'asta rappresenta da una parte l'ultimo pignoramento per una persona sommersa dai debiti e dall'altra parte un affare per un investitore. La strategia diventa acquistare un immobile a prezzo molto basso per poi rivenderlo subito dopo a prezzo di mercato. Stefano Deiana, avvocato di Olbia, è diplomatico e non lo dice, ma è un mondo di squali. È diventato esperto nel settore, assiste spesso clienti che vogliono fare di tutto per non perdere la propria casa e a volte si trova anche dall'altra parte. Non conosco nello specifico il caso di Senorbi, ma il suggerimento sempre utile è uno: non perdere troppo tempo a rivolgersi ad un legale in modo che si pongano in essere subito tutte le iniziative. Sì, perché nei tribunali le pratiche di questo tipo hanno subito una accelerata. Ora esiste la figura del delegato alle vendite, che aiuta il giudice e porta avanti le procedure. Dal pignoramento alla prima asta possono passare pochi mesi. Intervenire subito vuol dire partire con un dialogo con la banca e come più volte accade con la società a cui è stato ceduto il credito, spiega Deiana. Ci sono alcune strade percorribili come il saldo e stralcio. Debitore e creditore si accordano per estinguere il debito con una somma ridotta versata subito. Se i guai economici sembrano irreparabili, per fortuna c'è la procedura chiamata fino a poco tempo fa salva suicidi,
una legge che permette di recuperare la casa messa all'asta anche se non con poche difficoltà. Parla per esperienza perché ha appena aiutato una ragazza che aveva un negozio di abbigliamento. I debiti colpiscono tutti, gli imprenditori che non riescono a salvare la propria impresa e il cittadino privato che ha fatto male i conti con le proprie finanze. Prima c'era pudore, ripete l'avvocato, all'idea di togliere l'abitazione ad una famiglia. Ora no, perché? Tanti motivi: il periodo di crisi, l'occasione di un affare, e penso proprio in zone come Olbia, dove i prezzi immobiliari sono alle stelle. L'opportunità di avere una casa spendendo poco toglie qualsiasi freno, e poi ora molte aste sono telematiche. Non vedi in faccia il debitore e ti passa l'imbarazzo. Sì, oggi puoi partecipare ad un'asta con una procedura online, anche in anonimo e comodamente da casa con una PEC e la firma digitale, e si crea persino concorrenza. Può trovarsi con 10 o 15 concorrenti per lo stesso immobile, anche perché si può partecipare in tutto il territorio nazionale. A questo punto la sfida è trovare differenze tra il mercato reale ed il monopoli. Non parliamo più solo di chi ha necessità di una casa, ormai si interessano investitori che non si pongono scrupoli per acquistare in blocco immobili da rimettere subito in vendita a prezzi raddoppiati, appunto, da speculatori. La mappa nell'isola finita sotto il martello. Sassari è la zona con più procedure attive, Oristano terreno di caccia per gli affari. La Sardegna immobiliare viaggia a due velocità: da un lato ci sono le ville della Costa Smeralda e i loft di Cagliari, che toccano quotazioni record, dall'altro c'è l'universo silenzioso delle aste giudiziarie, dove case, uffici e terreni vengono svenduti ad una frazione del loro valore di mercato. Secondo gli ultimi dati relativi al 2025, nell'isola nel solo 2025 sono stati migliaia i lotti finiti all'asta, con una predominanza netta del settore residenziale, con oltre il 50%. Cioè, poverito. Spari contro i baschi blu, allerta per la brigata Sassari. Sale la tensione in Libano, nessun militare è rimasto ferito, per fortuna. Attacco all'Italia, Kuwait, drone iraniano colpisce una base, distrutto un aereo, illeso il personale. Trump allunga i tempi della guerra, questo è che commenta che sia. Israele prevede altre 3 settimane, i Pasdaran uccideremo Netanyahu. Se Moitaba è vivo farebbe bene ad arrendersi. Qui truppe di terra, opzione sul tavolo. Gli USA cercano la sponda cinese, Pechino cauta. Casa Bianca aggiorni alleanza per Hormuz, subito il no di Berlino, e tanto se ne sono no, chi l'ha fatta la guerra si l'ha risolvata. Dubbi sulle accise mobili, si pensa ad un bonus antirincari, cioè non abbassano le accise, quindi anche una specie di trapuleda. Mercoledì e giovedì le banche centrali decideranno sui tassi. Dubbi tecnici, politici sul taglio delle accise sul carburante. Il governo sembra più orientato alla riedizione di un bonus antirincari che dovrebbe andare a favore delle famiglie meno abbienti, cioè quelle con un ISEE sotto i 15.000 euro, e a sgravi fiscali per le aziende più esposte alla crisi tra bollette e blocchi dell'export dopo l'attacco di Israele ad USA ad Iran. Polemica l'opposizione con Ellis Lane, che rilancia il meccanismo delle accise mobili. I giorni stanno scorrendo e gli italiani non vogliono pagare le guerre illegali di Trump e Netanyahu. Protestano i consumatori, il bonus
il solito palliativo inutile. Tutto in attesa del prossimo Consiglio europeo, giovedì, dal quale potrebbe uscire una linea comune del vecchio continente per contenere i prezzi. L'esecutivo starebbe monitorando l'evoluzione degli impatti della crisi, ma il conto da pagare è salato: 16,5 milioni al giorno, il maggiore esborso per gli automobilisti, cifra stimata dal Codancons. Oh, yeah, yeah. E che in questo terminiamo siete novella de hoy. A proposito, hoy hacemos aquí in Bantannoso dai su sequestro Moro, in dia de hoy è stato sequestrato Aldo Moro, appunto conto da contare, la pa contare in BCTV, la pa contare che questo è un conto di carattere personale che io in questo periodo prigionieri politico dell'esercito italiano e a chi ha servizio in Roma e a Cecchignola in questo ottavo misto autoreparto di manovra in battatelo il 2 al Vezzicheso schimmecoso quindi questa situazione la vivita ma la che gli ho contare che la può vivita in prima persona a i tebba successi sa caserma a questo ottavo autoreparto misto di manovra e in un beieo un po' relegato insomma tramite una lettera che di accompagnamento relegato in fureria il suffisso del suo capitano e poi noi stare chissà truppa insomma e quindi a questo conto da contare è là per contare in modo tale che iscanite va successo a intorno del suo questo modo insomma cioè tanto chissà quanto sconto bata da contare e però uno la poi da contare e quello contare a tutto quanto il voi che in questo terminiamo si novella de hoy e che sa sigla de tancatura ecco qua poniamo la musichetta e nos damos appuntamento torno a casa intanto salutiamo a Ciriaco 2 che ha dato un buongiorno a tutti e ne siamo contenti e adesso scanno ascoltate poi adesso schilano ascoltare poi da tardo a discasso come intesinarata. Bene, a me vedere, buona a tutto, dai, bizi.